Il legno fa parte della grande filiera dell'edilizia e quindi di diritto entra oggi a discutere dei 4 punti programmatici per il rilancio dell'edilizia. La Confagilente del Veneto ha organizzato questa conferenza programmatica per programmare lo sviluppo delle azioni sindacali per questo settore in forte difficoltà da qui ai prossimi anni. Ci sono molti tecnici che parlano, però sono presenti tutte e 3 le categorie coinvolte nell'edilizia, a partire appunto dall'edilizia, l'installazione di impianti e il legno. Cosa si aspetta il vostro settore da questa conferenza? Dunque, come tutti quanti si accorgono, siamo in un momento in cui è difficile capire cosa sta succedendo perché c'è stata una frattura totale dal passato al futuro, cioè non c'è più una linea dritta, c'è una discontinuità e riuscire a intravedere cosa succederà è un lavoro difficile. Ecco, io credo che più teste si mettano assieme per portare la propria esperienza, mettere sul tavolo i propri pensieri, discuterli, scremarli e far sintesi e capire che magari qualcuno ha avuto un'esperienza favorevole, ha avuto un'esperienza all'estero o ha studiato qualcosa di più e lo porta a favore di tutti quanti gli altri, questo non può far altro che far crescere e intravedere un po' di futuro a chi adesso in questo momento secondo me è smarrito. Io credo che il legno sia certamente inserito in questa crisi perché ovviamente si costruiscono meno case, quindi si arreda meno, si mettono meno finestre, eccetera. Se potesse con una bacchetta magica risolvere un problema o fare qualcosa per il settore, che cosa sceglierebbe? E il fatto è che il nostro mondo, da presidente regionale, il nostro mondo, la nostra categoria ha molte sfaccettature. Ha l'artigianato di produzione, ha l'artigianato di servizio, ha l'artigianato che poggia i pavimenti e fa i controsoffitti, cioè è molto vario, c'è gente che lavora all'estero e c'è gente che lavora qui e tutti siamo in crisi nella stessa maniera, chi ha investito nella conoscenza come chi ha investito nelle macchine. La crisi sta colpendo tutti quanti indistintamente. Io direi che per esempio si potrebbe prendere il Veneto, portarlo in Brasile che sta crescendo e allora ci sarebbero le commesse per tutti indistintamente. Quindi l'export, puntare sull'export. No, proprio tutti i cittadini del Veneto dovrebbero tutti quanti abitare lì, allora saremmo in una condizione per cui c'è la crescita e allora ci sarebbe la produzione per tutti. No, è veramente difficile, io credo che una delle cose che bisognerà assolutamente fare, ed è una cosa che è inderogabile, è quella di chiamare le autorità e dire che la burocrazia ci sta uccidendo.